portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici, un cordiale buon pomeriggio a tutti voi. Già pronto Enzo Cataruzzi dal suo studio di Pasian di Prato per raccontarci un po'. Tanto buon pomeriggio Enzo. Allora andiamo subito al nocciolo della questione, abbiamo due argomenti da trattare insieme con te. Allora partirei subito chiaramente con la politica, il discorso legato alla famosa lista Fedriga. Beh, è una lista che sta creando un po' di problemi, credo, alla Lega, perché da parte di Via Bellerio non sono molto entusiasti di questo. Federica sta facendo un'azione molto, molto limpida, dove in pratica sta facendo una lista di stampo popolare, un po' alla tedesca, dove il rischio è quello che svuoti molta parte della Lega, ma io dico anche chi non è d'accordo con altri partiti, forse magari viene preso in considerazione, quindi dovrebbe, secondo le intenzioni del governatore, diventare un listone. Non dimentichiamo che dai sondaggi viene dato come uno dei migliori governatori d'Italia dopo Zaia. Non dimentichiamo che la leadership sua è sulla bocca dei congressi in questo momento, che potrebbe essere il continuatore della politica della Lega, ma in maniera molto diversa da Salvini, ma comunque Salvini lo teme, tant'è che dai blog, dai settimanali della Lega è sparito il suo verbo, insomma, no? Quando parla lui non è come prima che veniva osannato, ma è uno come un altro. Quindi in qualche soprattutto modo... in vista, soprattutto Fedriga ha sottolineato anche nell'ultimo incontro, no, a Roma in qualità di presidente della conferenza delle regioni, ha sottolineato il fatto dell'importanza del cosiddetto Comitato del Nord. Esatto. Quindi evidentemente i congressi della Lega stanno pesando anche sul futuro del Friuli, della nostra regione. Non dimentichiamo poi anche che il terzo polo sta salendo perché sta imbarcando un po' di scontenti, come dicevo prima, ma un po' anche di persone che in qualche modo non vogliono schierarsi da una parte o dall'altra, o che hanno del passato dell'ex pentapartito, ex socialisti, ex democristiani, insomma ex che non sono degli X, perché in qualche modo i voti li hanno. E quindi questo saranno due punti veramente da tenere d'occhio. Possiamo dire che i grillini sono in affanno, perché in qualche modo tentano di portare delle soluzioni, di criticare sempre quello che succede, ma vanno traendo del loro leader Conte, che ha un suo particolare riferimento. In questo momento vuole portare via quelle che sono le parole d'ordine al PD. Il PD è per il momento un cantiere aperto, anzi apertissimo. Qualcuno dice sventrato, io dico invece che è molto aperto. Qualche soluzione ci sarà, certamente la proposta della Slang di dire facciamo partito del lavoro, penso che non li porti bene. Infatti qualcuno dice, no, Enzo, che questa discesa in campo appunto della Schlein sia un po' controproducente e praticamente con Bonaccini si sposerebbe forse un centro-sinistra vero e proprio all'interno del PD, mentre l'intervento della sua vice a tutti gli effetti potrebbe spostare l'ago della bilancia, e tu hai detto magari molti personaggi, molti iscritti del PD potrebbero a quel punto imbarcarsi sulla nave di Conte, no? Beh, io penso che il PD sta correndo, come dico, un rischio notevole, perché molti potrebbero sbarcare al terzo polo, molti potrebbero andare dall'altra parte, ma ahimè molti sono talmente delusi che in qualche modo potrebbero anche astenersi dal... Io credo che comunque Bonaccini per loro potrebbe essere una soluzione molto interessante, perché è un governatore, ha governato bene, è stimato, e per cui è già più moderato ed è vicino anche a Renzi. Non dimentichiamo che sodalizio fra i due c'era, e io penso che le stime personali non vengono mai meno, ecco, in sostanza. Certo. Poi appunto ci sono altri temi che
afferiscono ai partiti, la crisi economica, la crisi sociale in questo momento che Scusa, solo per chiederti, scusa Enzo, solo per chiederti, restando nel terzo polo, quanto conta la regia di Ferruccio Saro da esterno? Ma Ferruccio Saro è, come si dice, un animale politico. È tanto criticato, tanto vituperato, però è anche tanto apprezzato, nel senso che lui fa politica. Qualcuno dice che è più bravo a disfare che a costruire, in ogni caso è un cuneo nelle coalizioni e sta tessendo molto bene a destra manca, cercando per esempio di fare un gruppo, di dar vita a un gruppo consigliare, un consiglio regionale con Zanor, si parla anche di ex Forza Italia. A questo punto, se entrassero e facessero questo gruppo del terzo polo, a parte eviterebbero i presi sulle firme, che non è una cosa da poco, ma Forza Italia comincerebbe ad avere qualche problema, no? Cioè, comincia a sfogliarsi. Si parla di Nicolini, capogruppo attuale di Forza Italia, che potrebbe, dico, transitare nel terzo polo. A questo punto il problema è enorme. Siamo a fine legislatura, d'accordo, però è enorme. Insomma, possiamo dire se Saro è un po' Penelope, in un certo senso, che hai detto un po' per questo lo ecco, gli altri sono un po' gli argonauti della politica attuale, in un certo senso. Sì, possiamo dire così. Comunque, insomma, come si dice, la situazione è molto fluida e anche interessante. Finalmente si torna a parlare un po' di questioni vere, no? Soprattutto perché la situazione economica, come dicevo prima, sta falcidiando molte attività, piccole attività, e questo si deve fare molto pensare. Non bastano i bonus, ci vuole una politica, diciamo così, molto più concreta. E gli artigiani, i commercianti stanno guardando più che allo Stato, alla Regione, e si fidano un po' di questo presidente che, non dimentichiamo, è coordinatore delle regioni d'Italia, no? Certo. Senti, per quanto riguarda invece il tema sanitario, cosa ci racconti? Beh, sul tema sanitario è un tema, un nervo scoperto. In sostanza, adesso Riccardi dice proprio oggi sui giornali, sono 200 milioni di euro che devono investire, resta il nodo del personale, il pronto soccorso, più di qualche pronto soccorso è al collasso, l'assistenza sanitaria sul territorio, diciamo così, non è molto omogenea. Sappiamo che le opposizioni, in particolare il PD, stanno pressando molto l'assessore, però c'è da dire a sua discolpa che la situazione straordinaria della pandemia ha rallentato, quantomeno ha deviato tutte le situazioni che erano in itinere. Mi riferisco al fatto che dopo il piano sanitario della Serracchiani, che non dimentichiamo, ha chiuso un paio di ospedali anche importanti, anche l'attuale vice governatore, io scherzando con lui ho detto il potente assessore regionale, in qualche modo deve arrendersi davanti al fatto che manca personale, e mancando personale qualificato questo è un grosso problema. Attenzione, è un problema che afferisce a tutta Italia, non solo a noi, ma noi, guardando la nostra regione, che siamo abituati ad avere una sanità di livello, non oso pensare cosa ci sia in altre regioni, in sostanza, no? Insomma, è un buco senza fine, come si dice. Comunque la sanità è oltre metà del bilancio regionale, quindi diciamo, quando noi parliamo di sanità, parliamo di assistenza sociale, parliamo di servizi sul territorio che in qualche modo sono i primi servizi che interessano a noi, no? Interessano a noi. Cioè la salute è un bene primario, e al di là delle bollette, insomma, vorremmo che qualcuno, se succede qualcosa, ci venisse incontro per non tirare le cuoia, in sostanza. Ecco, tra l'altro, restando sempre nel tema sanitario, cosa molto importante sono proprio i comitati, no, che hanno appoggiato il centrodestra nella campagna elettorale del 2018 a scendere in campo in maniera molto più attiva, con proteste ben dettagliate, in particolare nella zona di Gemona, San Daniele e dell'Alto Friuli, no? Certamente i comitati a un certo punto non hanno colore, anche se hanno tenuto per il centrodestra. In questo momento, se il centrodestra non riesce a dare delle risposte, i comitati continuano a chiedere quello che devono chiedere, perché evidentemente nelle varie località il problema è molto sentito. Non solo,
Siamo in un momento molto sensibile, situazione economica, contesto attuale, ma soprattutto sappiamo che fra pochi mesi si vota e voi, sì, tu lo sai benissimo, quando si vota i comitati pullulano da tutte le parti in qualsiasi sistema. Certo. Non Mi hai dimentichiamo anticipato la domanda. sì, poi c'è anche un altro problema, c'è il problema ambientale, no? Tutti parlano di questo problema ambientale, tutti parlano, per esempio, abbiamo visto che più di qualche partito, soprattutto autonomista, ha tirato fuori, come sempre, dal cilindro la questione del tagliamento, no? Che è una situazione principe, perché il tagliamento è un fiume, diciamo così, sacro alla patria, alla piccola patria friulana e comunque va salvaguardato. Ora, anche questo tema viene portato in auge dai media quando ci sono delle situazioni in regione che afferiscono proprio al tema, no? Però non viene monitorato sempre e gli ambientalisti appunto cavalcano questo tema, ma il tema da cavalcare secondo me è a 360 gradi, fare un monitoraggio, vedere se la regione nostra come è messa. Io penso che la regione nostra non è messa molto male, perché noi abbiamo avuto una fortuna nella Scalogna, le famose servitù militari, che hanno impedito ogni opera, ogni qualsiasi soluzione cementizia per anni e anni e anni. Ora si tratta di tenere gli occhi aperti e non dimentichiamo che noi abbiamo anche dei territori vicini come la Slovenia, la Croazia, tra parentesi la Croazia mi pare che sta entrando nella UE dal 1° gennaio. Da 1° gennaio come Schengen anche soprattutto. Come Schengen, quindi è evidente che sarà un concorrente temibile, molti andranno, non saranno più le cose. Cioè, noi siamo a un tiro di schioppo qui, noi siamo al centro dell'Europa. Però io ti dirò questo, Enzo, e lo consiglio anche ai nostri amici che ci seguono da casa, di controllare bene, perché attenzione che in Croazia e Slovenia ultimamente, soprattutto in Croazia, i temporali dove non si è messa mano stanno lasciando il segno. Sì, certamente anche lì cioè, non siamo la settima, la sesta potenza mondiale per niente, no? Abbiamo fatto qualche passo in avanti in sostanza, per cui loro hanno bisogno anche della nostra tecnologia senza dubbio in sostanza. La nostra regione può fare molto, anzi io auspico che la regione torni a fare come ai tempi del presidente Biasutti e del presidente Comelli, torni a fare un po' di politica estera sana, vera, concreta, al di là delle medaglie e degli scambi di diplomi, fare qualcosa di serio, concreto, fare proprio questa, come ha fatto il Presidente della Repubblica Mattarella con il Presidente sloveno, cioè intensificare queste situazioni che secondo me fanno solo bene alla nostra regione. Bene, grazie Enzo per il tuo intervento settimanale come sempre puntuale e preciso, grazie ai nostri amici da casa per il loro contributo in ascolto e in visione, per quanto riguarda l'appuntamento con Enzo Cataruzzi ci rivedremo con lui venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora, sempre chiaramente a colori, diffusione internazionale, per quanto riguarda invece l'informazione su friulitv.net nel corso del pomeriggio ci sarà l'audio video giornale con le ultimissime e chiaramente attraverso il nostro sito anche le altre notizie non diciamo così inserite all'interno del nostro audio video news. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata e come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Vediamo se riesco a far partire mandi, grazie a te, pubblicitario e chiudiamo. Grazie, ciao, grazie Enzo, ciao. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste, porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.